essere ripreso o no dalle telecamere? Non gliene importa nulla, quindi. Senta, le ricordo l'obbligo di dire la verità. È chiaro. Lei è sempre sotto il vincolo È chiaro. di quella dichiarazione che ebbe a rendere. Allora, il pubblico ministero può iniziare, per cortesia? Signor Nesi, lei, dopo aver deposto l'altra volta, ha fatto sapere e ha detto che aveva necessità e aveva bisogno di parlare e di dire altre cose. Le vuol dire alla Corte? Esatto. Cioè, mi riorganizzo un attimo l'idea. Bravo, signor Grigio. Avvocato, per favore. Dunque, il giorno che ci fu l'assassinio degli Scopeti, o i morti agli Scopeti, io sapevo già questa cosa da quando venne fuori il nome Pacciani. Questa cosa consiste in questo. La sera del delitto degli Scopeti, io passai dagli Scopeti, tornando di fuori, in quanto che era chiuso la superstrada Firenze-Siena dalla Certosa all'uscita di San Casciano, e passai dagli Scopeti. Dove era stato? Dove era stato, scusi, vuol dire? Ero stato in montagna. In una Dove? In una casa in montagna, il posto, dottore, non glielo so specificare bene. Era stato con qualcuno? Sì. Poi ci dirà. Andiamo avanti. Lei tornava da questa... Tornavo, era una domenica? Era la domenica? Era una domenica. Era una domenica. Una domenica, sì. Una domenica sera, l'ora bisognerebbe quantificarla dopo in seguito in base, però. Ci spiegherà come. Perché mi ricordo bene di questa cosa? Perché il lunedì venne fuori il delitto degli Scopeti. Venne fuori come? Lei come lo seppe? Lo seppi, in quanto che il delitto di Scopeti fu scoperto da Luca, noi si chiama Pecchioni, ma comunque Luca Santucci, cui abitava a 100 metri da casa mia. Venne questo ragazzo con la Vespa e disse: c'era un morto agli Scopeti, verso le 3:30, le 4 o così. Bene, dopo, in un secondo tempo, subito dopo, nelle prossime ore, venne fuori che il delitto apparteneva alla serie dei delitti del mostro, che viene chiaro dire: porca miseria, guarda, son passato di lì ieri sera. Viene chiaro e rimane nella mente. Questo sia chiaro. Bene. Passa il tempo, passano gli anni. Viene fuori Pacciani, che è sospettato di questi delitti. Viene fuori ripensando nel cervello, forse c'è delle cose che rimangano, viene fuori di tirare a Fagiani con la pistola, viene fuori ripensando, viene fuori la lettera di Vanni, viene fuori insieme a queste cose anche che quella sera al bivio che si viene dagli Scopeti da Firenze e che si viene da Chiesanova, diciamo, so se lei conosce la... Con la via di Faltignani? Non so come la si chiama. Vabbè. Viene fuori che a questo incrocio, mentre io torno... Quella domenica, vedo Pacciani. A questo incrocio c'è un vis-à-vis. Vedo Pacciani. Allora dico, Pacciani è andato, non mi ricordo come la chiamavano, l'ha sperduto là. Che abitava lì, l'ha sperduto? L'ha sperduto, abitava da questo incrocio, ora non so se abitava allora nell'85, quando abitava a 700-800 metri da questo incrocio. Dissi: Pietro. Pensò lei?
Pensai, una cosa, io trovo lei, trovo lui, ma Pietro è andato a mangiare la pizza, coso, o Pietro è andato, pensai, Pietro è andato da questa, la chiamavano Tririzza. Perché lei sapeva che ci andava, scusi, come mai pensò? Sì, sapevo che ci andava perché me lo raccontava il Vanni. Glielo raccontava? Il Vanni. Il postino Vanni, bene. Quindi lei pensò, vabbè, il Pacciani sarà andato dalla Sperduto. Io dissi, io andato alla Sperduto, che vuole io nell'85, io non confondiamo, dottor Canessa, non confondiamo, personalmente io personale, Nesi Lorenzo, sono convinto che era Pacciani Pietro. Come mai ne è convinto? Allora, mi scusi, perché non l'ho detto nell'udienza, non l'ho detto perché ero sicuro per un tribunale, per me personale, sicuro al massimo, però per un tribunale gli davo un 20 o anche 30% di scarto, perché in un tribunale va detto cose, credo, precise, inequivocabili. Quando è venuta in me la cosa che ha fatto scattare un 10% o anche un 20% in più. Quando Pacciani Pietro, il 22-21, quando sono venuto qui, non mi ha riconosciuto. Pacciani Pietro non mi ha riconosciuto perché credeva che gli dicessi questa cosa. Perché Pacciani Pietro, me mi conosce bene, gli si può domandare se mi conosce. Allontanatelo all'aula, immediatamente. Pietro, di buffone non lo voglio. Fuori. Gli atti al pubblico ministero per questo ennesimo oltraggio. Sì, Presidente. No, lei vada fuori. Pacciani, ora lei va fuori. Gliel'avevo già detto e adesso basta. Presidente, chiedo scusa, ha ragione anche lei. Certamente. Può prendere... È la terza o la quarta volta che oltraggia i testi. Lui sta zitto, ma... È la quarta volta che oltraggia i testi. Ma capisce, oltraggia una persona che gli dice che lui può essere l'assassino. Ha diritto di difendere. Ma non gli dice buffone, non gli dice buffone. Sbaglia pure il mio Non gli dice buffone, non ha diritto di oltraggiare. Ma sì, insomma, io non voglio dire che ha fatto bene. Presidente. In ogni caso questo è un provvedimento di competenza mia, siccome l'avevo già ammonito. Certamente, signor Adesso Presidente. se ne sta un po'. Non abbia paura, lo farò rientrare poi. No, perché io volevo che lui stesse a sentire quello che dice questo signore, è molto importante per lui. Sì, ma per me Pacciani può benissimo stare, basta che non mi offenda, perché io non lo offendo. No, certamente. Guardi, come lei non gli sta facendo lei nulla a adesso, lui. Pacciani, è fuori, è meglio per tutti. Poi lo faremo rientrare non ora, più in là. Nel frattempo vada avanti, per favore. Allora, Ecco, lei stava, gliel'ho già spiegato. ci stava spiegando come mai. Come mai? Cioè, Pacciani, ripensando dopo, perché non mi riconosce? Perché Pacciani, in questo incrocio, che io vidi Pacciani così nel 1985-84. Ma aveva una macchina, aveva qualcosa? Sì, erano macchina, erano due, sono Facciamo di sicuro. finire questo ragionamento. Bene. Perché ecco, quindi lei dice Era una cosa, signor non mi ha Presidente, riconosciuto, ha fatto finta di non riconoscere. ha fatto finta perché Pacciani non mi può non riconoscere. Secondo lei? Perché non può non riconoscerla? Perché lei è Ma uguale come a perché loro? non mi può riconoscere? Perché io se fosse stato 10 anni fa o 20 anni fa magro e oggi fosse diventato grasso non mi poteva riconoscere, se avesse avuto capelli e oggi sono calvo non mi poteva riconoscere, ma io... Ma vi vedeste bene a questo incrocio perché eravate quasi fermi, non lo so. Dottor Presidente, Canessa... non ammetto queste domande. Avvocato, Ma non le per ammetta, favore, le lasciamolo, No, Presidente, queste domande non le ammetto. Perché no? No, perché eravate quasi fermi. E dice o sì o no? Avvocato, No, Presidente. io mi faccia la vorrei, domanda. io vorrei, Allora, io stiamo vorrei zitti tutti. per il momento che non si ponga alcuna domanda, vogliamo far raccontare al teste tutto quello che sa e poi dopo cominciamo con le precisazioni senza fare domande suggestive, va bene? Prego. Chiaramente ogni cosa per dirtelo. Lei racconti tutto, poi le domande... Teoricamente io gliel'ho già detto, la molla che ha fatto scattare
questa mia seconda testimonianza, e mi creda in tutta onestà, in tutta sincerità, Pacciani non mi riconosce perché lui quando mi ha visto salire quei 3 scalini lì, gli ha detto questo mi dice che mi ha visto agli scopeti. E io questo non lo dicevo. Pensato lei, questo lo ha pensato lei. L'ho pensato io, sì, per l'amor di Dio, l'ho pensato io, non mi riconosce perché lui sa che lui mi ha visto al bivio degli scopeti, che dopo era, sia chiaro, era a 1 chilometro di dove sono stati ammazzati i francesi, cioè non mi ha visto, e metta in questa cosa uno scarto a oggi del 10% come tribunale, perché se Pacciani gli avesse avuto la 500 era inconfondibile, non c'era possibilità di sbagliarlo. Perché non c'era possibilità di sbagliarlo? Perché Pacciani nella 500 un omone grosso, La riempiva tutta. gli aveva, gliene può domandare, gli aveva uno sterzino di questi tipo corsa, che non in senso dispregiativo, Dio me ne guardi, sembrava di questi fumetti, questi omoni grossi e sono su quelle macchinine piccole, guidano. Ecco, lei Pacciani nella 500 gliel'avrei dato. Invece quella sera? Invece perché non ci ha ancora detto, scusate se... non ci ha ancora detto come lo vide. Come lo Era a piedi, in macchina? No, in macchina. In macchina. Ora, la macchina nuova di Pacciani, questa Ford, io al tempo l'avevo vista meno della 500, sicché ho questi dubbi per un tribunale, però per me era Pacciani. Ma che macchina era? Era una Ford Fiesta. Ora facciamo domande specifiche. Era una Ford Fiesta, meno male. Era una Ford Fiesta. Sì. Senta una cosa, e l'orario lei come lo può ricostruire? Voi tornavate, perché eravate più persone, no? Tornavate, ha detto, da una gita in montagna. L'orario glielo ricostruisco un po' male. Proviamo. Cosa avevate fatto e tornavate a casa? Che noi si stette tutti i giorni in montagna in questa casa. La sera diciamo al tramonto, all'imbrunire, si venne via. Dunque questa è una casa che si esce dall'autostrada a Rompopilaccio, si fa un pezzo di statale, non mi ricordo come si chiama il posto, si fa un pezzo di statale e la sera si venne via ad imbrunire. Andaste subito a casa? No, ci si fermò a mangiare una pizza. Una pizza, eravamo 2 macchine e 3 amici. Su 2 macchine eravate 3 amici o 3 nuclei familiari? 3 nuclei familiari. Nella sua macchina c'era anche qualcun altro? Sì, c'era solo sì. un altro nucleo familiare? Sì. Beh. Si tornò, si mangiò questa pizza, si riprese la pizza dove la mangiaste? Ci serve per l'ora? L'ora io non gliela la so pizza dove la mangiate? Preciso. Ora bisognerebbe fare un discorso. Dove mangiaste la pizza, voleva sapere? No, non me lo ricordo. Sulla strada? Sì, in un paese vicino a questa casa che prima di entrare in autostrada? Sì. Poi uscite a Certosa, dove uscite? A Certosa. E fate la via normale, via Scopeti, e andate noi a San per Casciano. tornare a San Casciano si fa la superstrada. Nel momento c'era la superstrada chiusa, dalla Certosa all'uscita di San Quindi Casciano. foste costretti a pigliare via degli Scopeti? Sì, vabbè, si può fare. Prendeste via degli Scopeti. Noi si va a San Casciano, io ho sempre fatto gli Scopeti. Quindi che orario così ricostruito approssimativo potrà essere stato? Diciamo dalle 9:30 alle 10:30. Un orario di questo genere. Però questo non glielo so dire. Di sera dopo cena. Voglio che tu capisca bene, cioè mi ricordo. Se capito. Guardi noi. Voglio che tu capisca bene la tecnica e come gli è stato fatto, come è avvenuta. Cioè a questo bivio, se lo conoscete, voi vedete benissimo. Noi andremo, porteremo la corte se necessario, o faremo una. Voi vedete nuova... benissimo. La difesa lo conosce benissimo. A noi vogliamo farlo conoscere alla corte, avvocato. Se necessario ci andremo, comunque. Vabbè, io lo conosco. C'è anche una
Se non c'è altre domande. No, l'orario è questo. È Lei un dice... ripensamento su quello che Pacciani non mi conosce. A lei le è venuto in mente per questo? Non mi conosce perché, per vista mia personale, non mi conosce perché come ho visto lui già ha visto me. Perché l'ha visto, vi siete guardati negli occhi? È chiaro, quello... Un bivio. C'è un po' di luce su questo. Avvocato, guardi, mi perdoni, io ho tutta la stima, ma io un voglio mia, lei la mi figli per il cuore. Guardi lei, non... Ma chi è? Cosa ha detto lei? No, mi fa così, abbia pazienza, non guardi ho l'avvocato. tutta la stima di lei. Per favore, signori, per favore. Ma scusi, lei mi faccia tutte le domande che vuole, non mi faccia gesti, le ripeto, ho tutta la stima di lei. Non parli con nessuno, lasci stare le battute, Se no, parli con noi e basta. Senta una cosa, signor Nesi. Lei, se non ho capito male, ha detto eravate 3 nuclei familiari su 2 macchine. Sì. Lei era davanti o era dietro? Erano 2 macchine in fila? No, una macchina alla Certosa, un nucleo abitava a Firenze, sicché andò per conto suo. Andò a Firenze. E un nucleo invece abitava a San Casciano? Un nucleo abitava. L'accompagnò lei? Sì. Quindi a questo incrocio anche questi signori videro questa macchina o non non conoscevano? No, perché non conoscano né Pacciani. Capisca il discorso, dottor Canessa. Fu un coso suo? Coso mio. Pietro è andato dalla sperduto. Lei pensò? Sì, la chiamava Trillo, Prizzilla. Perché abitava lì, lei fece 2 abitava lì, dissi, non andavo. Fece 2 più 2. Un'altra cosa, ma con questi signori che erano con lei in macchina, quest'altro nucleo familiare, quando il giorno dopo lei si accorse che era avvenuto questo fatto, per caso ebbe modo di dire: ma ieri sera mi sembra averci visto Pietro? No. Non ne ha mai parlato? No, perché nel 1985 nessuno parlava di si pensi che noi Pietro questi signori è inquisito di giusto, ha perfettamente ragione. Questi signori hanno una casa a Roncobilaccio? Ce l'avevano allora. Questi signori a Roncobilaccio è un paese non mi ricordo da quelle parti. Per vedere se questi signori ricordano della gita ci vuole dire chi sono questi signori. Qui la mi mette in imbarazzo. Come mai? La mi mette in imbarazzo in questo senso. È una gita? Sì, in questo senso. Che non voglio... Uno 10 alla Certosa, sì che quello è... Ma anche se è uscita alla Certosa ci non voglio mettere in imbarazzo... Che imbarazzo è? Si tratta di chiedergli se avete fatto una gita a Roncobilaccio? Per l'amor di Dio. Il resto ce l'ha detto lei. Capisco che non è piacevole venire davanti ai giudici. Però dovranno solo mi dire... possano dire domani... Io mi posso dire domani, Onesti dice, ma a te chi te l'ha data l'autorizzazione a far questo? Ma andaste a Roncobilaccio? No, lei lo capisce bene, no? L'importanza di quello che si fa in quest'aula, e quindi ha capito. E se non ero io. E allora ci dica i nomi, anche perché poi lei è tenuto a dirli. Comunque ce li dica. Senta una cosa, Presidente. È possibile fare, tanto questi hanno da dire, è possibile far verbalizzare questi signori, per esempio, in una caserma di Carabinieri? No, non è possibile. Guardi, al limite, lei ce li deve dire, poi dopo quel che sarà, non si può fare una trattativa privata, capito? Sì, va bene. Non commentiamo, avvocato, nessun commento. Come l'ha detto? Nulla, lei non stia a sentire quello che si dice in giro. Lei parli solo con me. Allora, per favore, ci dica chi sono questi nomi, lei è tenuto a dirlo. Ho detto, va bene, io guardi, mi perdoni, io glieli scrivo su un foglio di carta, gliene consegno a lei. Ce li dica, via, su, tanto. Come si chiamano? Via. Come si chiamano? Non glielo posso dare a lei e lei... Guardi, io la do al cancelliere e lo leggo poi alla corte, se si vuol togliere... Signor Nesi, guardi, lei diventa poco credibile se non lo dice. Capisce? Onestamente, di essere credibile o non credibile, insomma, mi importa perché io... quello allora capisce da sé. Quindi, allora, come si chiamano? Via. Una è mia moglie, Nannicini Paola Lolita, che era in macchina con me. Un altro signore è Nesi Rolando, abitante a San Casciano, ora non so se ha cambiato indirizzo perché... Suo parente? No. Ah, è un omonimo. No.
E poi? e sua moglie, E sua moglie. e il suo figlio, ma il suo figliolo gli aveva 5 o 6 anni. Era piccolino. La moglie... L'altro andò a Firenze, sicché quello. Sì. Allora, sua moglie... voglio sapere io, Presidente. Quello di Firenze. Diciamo anche gli altri, via. Ma avvocato, No, lei non può parlare con l'avvocato. Lei parla solo con me che rappresento la corte. Basta. Quindi, allora, ed è giusto, ci dica anche, non importa se poi sono andati a Firenze. Massoli Pasquale Quindi l'altra auto c'erano Massoli Pasquale e sua moglie che non so. e sua moglie di cui sconosciuto. Questi signori dove stanno? Massoli, ora io mi sono spostato da San Casciano a Tavernelle, sicché li ho un po' persi di vista. All'epoca dove stava questo signore? Chi è? Massoli Pasquale. Gli stava a Firenze, Stava. però io mi sono spostato e lavorava a San Casciano. Mi sono spostato da San Casciano a Firenze e di conseguenza a Tavernelle, scusi, e di conseguenza li ho un po' persi di vista, sicché io Vabbè, comunque il nome è questo qui, Massoli Pasquale. Lavorava a San Casciano. lavorava, stava a Firenze. aveva un negozio a San Casciano, o ce l'ha ancora, non lo so, Un negozio di che cosa? di tappezzeria. Tappezzeria a San Casciano. Beh, credo che non sarà difficile, penso, Se la Corte... ritrovarli eventualmente ce ne fosse bisogno. Vogliamo andare avanti con le domande? Sì, che sono veramente poche. Lei ha aggiunto, mi sembra, quando diceva queste cose che oggi ha riferito, anche che si era su quell'episodio, a questo punto marginale, ma dei fagiani, che lui sparava con una pistola ai fagiani, ha aggiunto qualcosa di aver visto qualche fagiano lei? Che Sì, aveva qualche... Una volta, ma col beneficio dell'inventario, un Ce fagiano lo che spiego. era sotto una fascina morto, con un buco qui, questo. E era un buco di arma? Come mai l'ha raccontato dopo? Cosa le è sembrato questo? Cioè l'ha raccontato per questo motivo? Cioè come se avesse nella sua mente una qualche attinenza con il racconto. La domanda, per cortesia. È così? Il ministero la domanda, mi perdoni. Le sembrò che era un colpo Io non ho mai visto un colpo di pistola, su un animale? no, di fucile tanti, ma di pistola c'era un buco. Era un colpo di fucile questo animale? Non lo so. Non glielo Rossini posso. diceva era un colpo di cannone, che sono le famose calunnie, Presidente. Va bene. Non ho altre domande, grazie. Signori avvocati di parte civile, avete domande? Avvocato Pellegrini. In quella occasione dell'incontro all'incrocio, chi guidava la macchina alla Ford Fiesta? Pacciani, Accanto a lui ha detto lei che c'era un'altra persona? Esatto. Un uomo? un uomo. Lo conosceva lei No, quella persona? no, perché l'uomo, cioè, capisca questo, nell'incrocio si vede bene la persona che guida, perché c'è una sinistra e una sinistra, non si vede l'altro. Però le lei- ripeto, se Pacciani avesse avuto la 500 era inconfondibile. Con questa macchina io non l'avevo vista più tanto, perché Pacciani l'avevo perso un po' di vista, perché lui era tornato a Mercatale, io ero tornato alla Sambuca come dita. Comunque lei è sicuro che lei non ha visto chi fosse, ma accanto c'era un'altra persona? Sì, questo senza ombra di dubbio. Una delle due macchine? Pacciani lo tenga sempre con una riserva, come le ho detto avanti, del 10%, riserva Quindi al 90% lei è sicuro? esatto. Sì. Era una fiesta. Come avvenne questo incontro? Come le due macchine si incrociarono, una delle due si fermò a uno stop per far passare l'altra? Com'è? Ma lei abbia pazienza, ora bisognerebbe, come le posso Io non spiegare? lo conosco l'incrocio al ecco, quale lei si riferisce. Per chi non lo conosce bisogna lei Ecco, ci spieghi un pochino. Allora, c'è una strada che la viene da Chiasanova e la immette a un dato punto nella strada che la viene da Scopeti, cioè che da Scopeti, dalla via Cassia si gira, si fa la salita degli Scopeti E si va a San Casciano. e si va a San Casciano. C'è questo incrocio, una cosa è un imbuto, Questo incrocio rispetto alla sua direzione di no marcia? incrocio, non è un incrocio, due strade che le si commettono. Bene. No, A la questo confluenza. incrocio si arriva, per esempio, venendo da Scopeti, si arriva uno che per esempio è tardi, cammina un po' più, si arriva a una certa velocità.
A questo incrocio viene fatto, come le posso spiegare? Dio, c'è una persona lì, ecco, tu vedi la persona, tu la conosci e tu dici, ma guarda, c'è Pietro, gli è andato la figlia, la figlia va su strada, la continua la strada, la passa a Spedaletto, la continua, la fa appena una salitina, dopo, io mi ricordo bene, passai la strada. Perché le dico questo e glielo ripeto? Perché il giorno dopo venne in ballo i morti di Scopeti. E allora si disse, porca miseria, siamo passati di lì ieri sera. Ecco, è questo. Perché lei la può vedere un tamponamento sull'autostrada per andare a Bologna. Sì, ho capito. La può vedere invece in un incidente, disgraziatamente, dove c'è 3 morti, la si ricorda dell'incidente. Insomma, vi incrociaste. Sì. Ecco, lei lo vide di lato o di fronte? Di lato. Di lato. Vede di lato, sì. Di lato. Bene, grazie. Altre domande, signori avvocati? Avvocatessa? Scusi, solo una precisazione, di che colore era questa Ford Fiesta che lei vide? Per me era un rosso, come gli posso dire, un amarantino, un Lo sa, un chiaro o scuro? ma più sul chiaro che sull'oscuro. Più sul chiaro e sul Il rosso non è molto chiaro. Le ho detto un rosso. Guardi, io faccio maglieria, avvocato, sicché colori gliene so decifrare bene. Non gli posso dire il colore preciso, perché non guardai il colore. Gli sembrava piuttosto sul chiaro. Lei non guardò il colore. Vabbè. Grazie. Avvocato Colau, prego. Questo incrocio, questo bivio, era illuminato? Cioè, No. C'era però la possibilità, una visibilità tale da poter vedere? Con i fari? Con i fari? E cioè i fari si incrociano. Cioè se io mi comprenda, se io ho una macchina qui e io vengo così, ho i fari che mi illuminano. Quindi lei lo illuminò con i fari della macchina? Sì. Ma era aperto o c'erano alberi intorno? Cioè No, c'era no, ancora non una certa visibilità? Non ci sono alberi. Lei lo ha illuminato con i fari della macchina? È chiaro, siamo a un incrocio. Lei, vedete, tutti mi domandate dei dettagli. Il dettaglio che io posso dire e che sono sicuro al 90% di dire è che Pacciani quella sera era lì. Se dopo Pacciani tornava da Chiesa Nova, tornava di dopo Leva, io feci una considerazione mia. Dissi Pacciani ti è andato perché l'ha sperduto, non so se abitava sempre lì, ma la sta lì a 500 metri. Siccome sapevo che andava, dissi Pacciani, basta. E la Ford Fiesta era ferma o in movimento? No, la Ford Fiesta, no, camminava, la Ford di un affare che arriva così, avvocato. Piano? Piano? Io questo posso dire, non lo so, me rammento, è venuto dopo che è venuto fuori Pacciani, ammetti il discorso come Pacciani, come la lettera di Vanni, come tutto, è venuto fuori dopo, porca miseria, ma lì e c'era anche Pacciani e io lo sapevo la volta che venni qui, voglio che capisca questo io. No, scusi, essendo un bivio ci fu un rallentamento. È chiaro, lì da un po' mi va a passare a 100 all'ora, c'è un qualcosa che ti porta, sia quello che viene da Scopeti, sia quello che viene da Schedanova, ti porta a fermarsi. A rallentare. A rallentare, è chiaro. Grazie, non ho altre domande. Altre domande? Guardi, gli posso dire che sabato mangiai il lesso. Quella sera che pizza ha mangiato lei? Sì. E dove l'ha mangiata? Va bene, ho avvocato, non lo so che pizza ho mangiato. Come può dire che E pizza ho allora mangiato? non lo sa. Lei dice che non lo sa, giusto? Sì, non lo so. Dove l'ha mangiata questa pizza? In un paese che forse quello che se viene a testimoniare c'ha la casa lì gli può dire anche il nome del paese. La mia domanda è pizza ho mangiato Sì. 10 anni fa, ma mi perdoni? Sì. Senta.
L'avvocato fa il suo lavoro, capisci? Sì. Quindi... Ma io gli rispondo. Mi risponde. Lei non mi risponde. No, lei Io gli ho deve risposto. rispondere, Gli ho magari detto non dicendo so se che lo pizza ho ricorda. mangiato. Sua moglie che pizza ha mangiato? No, ha provato a domandargliene a lei se No, la se ne lei me ricorda. lo deve dire. Avvocato, lei mi sembra domande ridicole. Non lo Sì, sa. non si preoccupi. Ma come fa a sapere io che pizza ho mangiato 10 anni fa? E come fa a sapere lei? Ecco, questo volevo che lei Non dica. ha capito, avvocato. E volevo che lei mi dicesse questo, No. sa? Non Sì, volevo altro quella che molto questo. di più, Oh, quella benissimo. molto Allora. Io volevo che Pacciani dicesse che mi conosceva. No, il Pacciani ha già detto quello che doveva Va dire. bene, va bene. Vabbè, Perciò è stato buttato. Ha già detto. va bene. Ma lei faccia il suo lavoro. Stia tranquillo che lo sto facendo da tanto tempo, con molta fatica. Senta. Con molta fatica. Calma, No, faccia E il suo credo lavoro nei anche miei se confronti. sorrido qualche volta nei con miei estrema confronti. serietà. Nei miei Capito? confronti. Io vorrei che tutti si facesse il nostro dovere, tutti i sensi. Io penso Allora, di averlo guardi, fatto. allora Avvocato, se- siamo qui per questo. No, ma non, Allora, Presidente, sto parlando con il testimone. facciamo domande. Chiaro. E allora Prego. senta, signor E testimone. non commenti. Lei veniva dalla destra e questo signore veniva dalla sinistra. Come eravate, così? La mano dove ha l'anello lei venivo io. E lei L'altra quest'altro veniva da da destra. Pacciani. Benissimo. Allora, lei viene da qua e lui viene da qua. Pacciani veniva quindi dalla sua destra, diciamo. Sì, così. Destro e io sinistro. Chi è passato prima, lei o lui? Lui È passato prima lui. è passato perché dopo io lo sorpassai in un pezzetto di diritta che Ma là non si può sorpassare da quello che mi risulta. Com'è? Non si può sorpassare là. C'è un pezzo No, di Presidente. Ma, avvocato, senta, io sono una persona, se lei mi fa domande, precise, Io sono Stia tutto zitto, preoccupato stia e zitto, impaurito dagli suoi... no, che la vuole sì, Avesse non una sono paura, impaurito guardi, sto nessuno. tremando No, tutto, ma sapesse come tremo io. Però da mi dice che pizza ho mangiato 10 anni fa, per me. Oh, io glielo devo dire io, perché Glielo lei si devi ricorda dire, troppe perché cose. naturalmente l'avvocato, di fronte a una circostanza io come ti quella che rispondo. lei riferisce, ha il diritto di verificare se lei è attendibile o no. D'accordo. Scusa, il diritto sì o no. Ora lei però non sia a polemizzare con lui. No. Se non risponda nel senso dice non lo so, non me lo ricordo, non se se lo lo sa lo ricordo. dica. Quindi lei lo avrebbe sorpassato, questo è venuto ora, perché arrivano come le ciliegie. No, perché lui ha detto, avvocato, c'era un pezzo di diritta. Sì, ma prima non l'ha detto che l'ha sorpassato, capito. l'ha detto ora. Poi lo sorpassai. Certo. Non è mica incompatibile con quello Lo che detto prima. sorpassò Allora. e quindi lei dove si dirigeva? A San Casciano. E quindi anche lui si dirigeva a San Casciano. Questa macchina si dirigeva a San Casciano. Questa macchina solo al 10%. Almeno che non arrivi all'entrata di San Casciano, giri e torni giù per Falciani, se no andava a San Casciano. Andava a San Casciano. Verso le 9:30, le 10, che ore erano? Io ho detto, non glielo posso dire precisa il minuto, ma facendo un conto di quando siamo venuti via da questa casa in montagna, da quando si poteva essere lì, allora la doveva essere quella. 9:15, 9:30, 9:10. Sono dettagli questi, non ci se ne può Senta, rendere. poteva essere una donna quella che stava accanto al signor Pacciani? Ah, questo signore, anzi, perché lei ha il 10% di errori suoi, poteva essere anche una donna o no? Io vidi due persone, se dopo dire una donna, Però lei non non credo. sa, lei vide due persone e non si ricorda bene se poteva essere anche una donna. Non credo. Scusi, permetti, abbia pazienza. Permetti. Aspetti. Non credo che una donna lasciava pelli lunghi, insomma, la si vede. Dopo, le ripeto, se Pacciani fosse stato nella 500 non ci sarebbe stato alcun dubbio. Quindi lei ricorda, fa mente locale, nonostante le pizze, lei fa mente locale su quella macchina in relazione a questa sagoma che poteva essere del Pacciani e che sarebbe stata, secondo lei, del Pacciani sicuramente se lui stava in una 500, vero? Sì. Però la macchina era diversa. Esatto. La macchina era diversa, lì per lì lei non sapeva che macchina fosse. No, la fiesta di Pacciani io l'avevo vista, ma la 500 per dire la vedevo 3 volte la settimana o 4. La fiesta l'avevo vista meno in quanto che anche c'è la solita storia, ci si era trasferiti, io non andavo più a Montefiridorti, Pacciani era tornato a Mercatale, non era una macchina che avevo sott'occhio. Lei una macchina per esempio dietro la può riconoscere perché posso dire, ipotesi,
la macchina del Signore dietro lasciava un pupazzino, lasciava un fanalino in più, lasciava... La Fiesta io l'avevo vista qualche volta, non l'avevo vista... Quindi lei io vidi Facciani, non vidi la Fiesta. Eh? Io vidi Facciani, non vidi la Fiesta, non posso quantificare il colore della Fiesta. Senta, ma lei che lavoro fa? Abbia pazienza. Che lavoro Io fa? faccio maglieria. Maglieria? Sì. Ma lei accompagnava delle persone qualche volta anche in quelle sere, dei ragazzi, delle persone in Firenze? L'ha mai accompagnati? Dei ragazzi a Sì, Firenze. dei ragazzi a trovare delle persone? Io dei ragazzi, come dei ragazzi? Si spieghi meglio. No, dico, accompagnava dei ragazzi a Firenze? Ragazzi, che la intende Degli per uomini, ragazzi? degli uomini, no, volevo sapere se... No, degli che la uomini- intende? Questa è una domanda vaghissima, quindi lei la precisa. Grazie. Ragazzi, come? Che ragazzi? Io accompagnai Vanni da Manfredicina. Ecco, qualche Ma volta... Vanni non era più un ragazzo. Sì, ecco, io li chiamo i ragazzi del, Amici ragazzi, i no, ragazzi se no, del sembra figli 99, tre adolescenti, ma i ragazzi del 99 o dell'88, cioè, lei li accompagnava qualche volta Chi è? Lei questi amici suoi li accompagnava per fare queste... Amici Facciamo la miei? domanda, Presidente. Ma chi è amici miei? Lei ha accompagnato Vanni una volta? Ma non ho accompagnato anche 3 o 4 o 5, non ne sto dicendo. Senta, chi la pagava la benzina? Chi risponde? Tanto. Senta, Vanni veniva da me. Io per esempio ho dei fornitori in via Corridoni a Firenze. Mi diceva che va a Firenze. Sì Mario, va a Firenze, perché Vanni, tenetelo per Vanni è un mise, è un buono, non è un... Non è un? Vanni è un buono, per quello lo conosco io, lo conosco da una vita. Lei ha detto un buono e un? È un mise, un mise. Orto Solingo, Rinverdì, tutto l'ora. E Giugno la Avvocato, Abbiamo guardi, giù. se lei la seguita a È una pigliarmi per il culo, poesia, guardi, si fa è una una visione. poesia. Ecco, lei mi faccia le la domande. maglieria, io faccio Serio la e per non mi poesia. faccia dell'ironia. Avvocato. Io Non mi faccia dell'ironia. Stia zitto. Allora. Lei stia zitto. Lei stia... Vanni, per Bacco, Vanni mi dice, va a Firenze Renzino stasera. Sì, no, vado domani, bene, mi porti. E io lo portavo a Firenze. La sera. Ora mi dice dei ragazzi, abbia pazienza. Del 99 volevo dire. Va bene, va bene. Nel 99? Sì, e lei non ci si capisce, non è possibile. Oh, È lei che usa un linguaggio di... No, il 99 Avvocato, adesso per favore. Ha ragione, L'ironia io e avevo lo spirito detto. vanno bene perché No, servono mi alle scusi, gente. Presidente, io- Ora non no, esageriamo. come la mi fa la Domande domanda precise. lei, mi perdoni, Cioè, e sembra sì, che sì, abbia preso due bambini e portato a puttana. Bambini no, ma altra Ragazzi, gente là sì. mi dice, non lo so. Bambini no, ma altra gente sì. Me lo consenta, l'ha detto lei prima. O no? Ha detto il Vanni. Altra gente, io non so se era il bagno o altra gente. È vero o non è vero? L'ha detto lei prima, più volte l'ho portato. La sera, quando sono chiusi tutti, o no? Chi è chiuso tutti? I suoi fornitori, credo. No. No. Il Vanni quando gli andava dalla Manfredicina o come so che la si chiama Cina perché si andava in orario di lavoro perché io andavo a Firenze e portavo il Vanni ed è qui che non mi intende. Io andavo a Firenze da un fornitore in via Orridoni e il Vanni lo scaricava, qualche volta ci sono stato anch'io. Oh, Per l'amor di bravo. Dio. Finalmente. La verità mi fa un monte di discorsi bambini. altre persone le ha portate giù oltre il Vanni? No, perché le verifichiamo eventualmente. Ci può servire tutto, ci serve. Io non me lo ricordo. Non se lo ricorda? Può darsi. Ma non me lo Che le ricordo. hanno pagato anche la benzina? A me mi hanno pagato la benzina. O qualche altra cosa? No. Nessuno? No. Lo possiamo citare questa gente o no? Per Bacco. Se serve che abbiamo No, pagato no. la benzina... se serve citiamo... Oh, no. Mai, mai. Se lo ricorda? È sicuro lei? Citiamola Mai subito. che mi abbia pagato la benzina. O a me. qualche altra cosa, una specie di Mercedes, non Mercedes, Mercedes. O no? Dica di no. Senta, avvocato, lei No, l'ha da io le fare- faccio una domanda. Ecco, Se- e io ti rispondo, negli anni tutto può succedere, ma che io mi sia fatto pagare la benzina da uno che l'ho portato da una prostituta, ma guardi, se lo scordi. Lei lo sapeva che andava dalla prostituta?
E perbacco, il Vanni mi diceva... Sa che c'è un reato, voglio andare a pulire il fucile. Articolo 3, e vai a pulire il fucile, ma lo sa che esiste un reato che si chiama articolo 8, numero 3 della legge del 75? Lo denunci. Che si chiama, io lo denuncio. Allora cosa serve? No, qui in questo processo si scivola sempre in truce, si scivola in particolari a danno dei testimoni che vengano a fare il suo dovere, perché lei la fa delle domande e non sanno nemmeno d'acqua calda. Lei la faccia le domande inerenti. No, ma io faccio la domanda, lei portava allora la mia dire a me che io porto le gente e mi può pagare la benzina, ma lei la sogna. Io non sogno, l'ha detto lei che andava a portare queste persone che andavano a fare l'amore da queste prostitute. Ma non mi togliere la prostituzione. E questo è un reato, perché è favoreggiamento. Ma andavano a fare un giro, non mi facci piacere. Basta così. Veramente? Altrimenti... Certamente. No, si fanno il ridicolo. Avvocato, lei non può minimamente minacciare il testo di questa maniera. Questo non è assolutamente un reato, se lo fosse sarei... Ma lei delle persone le fanno il suo dovere, la va a cercare di delle cose e non sanno nemmeno da qua. Senta, se mettiamo l'esame del test su questo piano, l'avverto che lo interrompiamo. Presidente, certamente, il discorso è questo, volevo capire un po' la personalità del testimone. Sembra evidente. Io la domanda seriamente e correttamente e io l'ho capito. Spiego io come sono e come non sono. No, l'ho ben capito. Onesto sicuro. Sicuramente, non c'è dubbio, che lei sia una persona onesta non c'è dubbio. Senta, lei ha dei motivi di astio con il signor Pacciani? Nessuno. Pacciani era una persona simpaticissima, affabile, gliel'ho già detto. Quello che era Pacciani è venuto fuori solo dopo che venne fuori la storia della violenza alle figlie. Perché Pacciani si sapeva che era una persona, gli aveva avuto un trascorso, io sapevo gli aveva tirato una coltellata in un braccio a uno. Pacciani era una persona simpaticissima. Quindi dopo che lei ha saputo della cosa delle figlie è mutato il suo... Non è mutato nulla, perché io Pacciani non lo vedevo più. Perché... Qual è questo? Senta, da dove veniva lei, scusi? Quella sera da dove veniva? Non si agiti, via. Beve un po' d'acqua, non mi è avvocato, per favore, guardi, le rammento l'avvertimento che le ho dato prima. Grazie, signor Presidente. Da dove venivo? Venivo da una casa in montagna. No, là in prossimità di quell'incrocio. Venivo dagli Scopeti. Dagli Scopeti. Esatto. Perché era chiuso la superstrada, dannatamente, se no sarei passato di lì. Ho capito. Senta, poi lei se n'è andato e ha fatto da lì, da questo video a San Casciano, quanto c'è? Sarà 3 chilometri. 3 chilometri. Come può sapere? Pochi chilometri. Pochissimi. Sì. Va bene. C'è il collega che fa domande. Senta, signor Nesi, lei veniva da via degli Scopeti. Esatto. Quando è arrivato all'incrocio via degli Scopeti Chiesa Nuova San Casciano, lei ha 2 strade che si immettono in una, cioè Chiesa Nuova e Scopeti vanno nell'unica via verso San Casciano. Esatto. Lei, uscendo da via degli Scopeti per immettersi sulla via di San Casciano... Cioè non immettersi, teoricamente è una via unica. Sì. Lei sta su una piccola salitella che poi riscende. Esatto, ha uno stop lei lì, prima di immettersi nella via verso San Casciano? Penserei di sì. Ecco, quindi Pacciani, che veniva, secondo lei, quella persona con quella macchina, che veniva da Chiesa Nuova, aveva la precedenza su di lei, perché lei ha uno stop. Ora bisogna vedere un solo... quindi lei l'ha fatto passare. Lei stava leggermente in salita. Suoi fari, mi lasci chiedere a me, i fari della sua macchina, stando in salita, andavano in alto, mentre la strada Chiesa Nuova verso San Casciano scendeva leggermente. Sì, però io come ha illuminato la macchina che lei ha visto? L'ho trovato, mi capisca, è stato un incontro così, cioè lì c'è questo scordinamento. Sì. Di conseguenza questo viene di qua
è un po' anticipato, l'ho trovato un po' così. Ora, non mi dica in metro... No, ma quale metro? Lei ha visto la macchina dal lato, dal davanti o dal dietro? Laterale. Lei era a fare uno stop. Lei era a fare uno stop. Quasi laterale. Ecco. E dice in discesa Poi non sarà vero, andremo a vedere se... senz'altro. Presidente, mi sembrano tutte domande uguali, identiche. È uno schema semplicissimo. Ci si mette anche lei Ecco, pubblico. quanta distanza c'è da questo bivio, quando lei ha visto quella macchina, che a lei sembrava essere una Ford di colore rosso chiaro, così ha detto? Rosso chiaro. Chiaro ha detto poi. Ecco. Il rosso era molto così. Era molto prima ha detto, ma ha detto rosso chiaro e non ha detto chiaro. Quando lei ha visto questa macchina, da quel punto, qual era la distanza per la casa della signora Sperduto? Fecero un sopralluogo... No, ma a me non mi interessa quel sopralluogo. Non te ne posso dire a me. E allora non lo so. Saranno 500 metri. Allora non lo sa. Come non lo so? E saranno 500 metri. 500 metri. E saranno 600, come può sapere i metri? Prima aveva detto 700. 700, che misurate Dio, non so miei. Chi ha fatto il sopralluogo? Che sopralluogo? L'ispettore Lamperi. Quando è stato fatto? Un paio di settimane fa. Dopo il suo interrogatorio, con lei presente. Non guardi là, guardi. Io guardo un Ma po'. guardi lei deve dire la verità, non guardi là. Con lei l'ha fatto il sopralluogo? È chiaro? Dopo che lei era stato sentito? Sì. Grazie. Perché si è presentato lui spontaneamente. Sì, certamente. Sicuramente. Scusi Presidente, si fanno delle relazioni su cosa... Sicuramente. Ma la miglior Presidente. cosa della verità nelle cose, no? Ma non deve Io ho rispondere. detto, il signor Nesi si è presentato, ha chiesto di parlare col procuratore capo della Repubblica, il quale era occupato. Come al solito. L'ha invitato a andare dalla SAM, al quale ha esposto qualcosa, penso abbia esposto le cose che ci ha detto oggi, e per verificare hanno fatto le misure. È così? No, non hanno fatto misure, ho detto domandatele a loro, ci sono stati anche loro, lo possano sapere. No, ecco, ma a verbale, mettiamo a verbale anche questo, non ho Tutto capito. dobbiamo dove- mettere a verbale. Ma è non credo, registrato, ma è non registrato. era stato anticipato dal pubblico. Ma mi sembra. No, ma il sopralluogo non lo sapevo, Presidente. Il sopralluogo quando la... È la cosa più di Almeno tutta la quello si storia, poteva quello che aver interessa è il sopralluogo. Per noi è Mi importante interessa tutto. tutto, come a è lei importante. interessa tutto, interessa anche a me. Poi lo Però faremo l'ho anche detto noi. io, capisce? Presidente, no, ma ho L'ho cap- detto io Sì, all'inizio. ho capito. Quindi non si mette a verbale con Signor quel pubblico tono che dice ministero, lei l'ho capito. cose che ho detto io. Basta signori, basta. Presidente, Basta. certamente. La circostanza è chiara, Talmente chiarita, tutto quello che pacifica. volete, quindi basta. Scusi, signor Non lo so, Presidente. tutte le volte questi delle Va SAM bene, sono... va bene, va bene. No, giustamente questi signori hanno il loro giusto risentimento. Ogni volta che si dice SAM sembra da parte della difesa che siano delle persone che hanno fatto chissà cosa. Sono Non dei ho signori detto che loro nulla. sentiranno e spiegheranno alla difesa, se lo ritiene opportuno, tutto quello che crede. Ma smettiamo di fare illazioni in questo momento. Ma non sono Non sto illazioni. facendo illazioni. Questo lo dice lei. Mettiamo a verbale, ma cosa vuol mettere a verbale? Signori, basta cose che ho così, detto basta io? così, basta così. Ecco, Basta allora- così, se no sospendo l'udienza. Io la sospenda, Presidente, mi scusi. No, perché già abbiamo lavorato poco. Ho capito. Tra due testi Se- abbiamo, se ne nemmeno. sembra poco, a me non Figuriamo. Scusi, signor Presidente, io non è che voglio fare eccezioni di sorta. Volevo sapere se... Qua non si sente nulla, Presidente. Ah, scusi, ecco, me l'ha avevo tolto tolto il lei, microfono. grazie. Volevo sapere soltanto, siccome voce dal sen fuggita è fuggita, c'è stato questo... Ma non è fuggita, avvocato. l'ha siamo detto. d'accordo, L'ha siamo detto. d'accordo. Cosa? volevo Continuiamo con capire. le illazioni, ma cosa è fuggito? Ma dov'è questa cosa da mettere a Signori, verbale? basta, Ma perché sospendo sta l'udienza, arrabbiando? sospendo l'udienza. Ma perché sta Sospendiamo l'udienza. E così vi calmate, va bene? Ci rivediamo tra un quarto d'ora. Io posso andare? No, lei non va, per favore, si ritiri nella stanza ai testimoni, non parli con nessuno per nessun motivo, va bene? Sono prigioniero di guerra.